Buonasera, grazie Udine, voi siete Friuli Venezia Giulia, io sono Marco. Lucio, è un peccato che tu non ci sia perché purtroppo Lucio non è potuto venire perché ha avuto un piccolo problema di salute, gli lo sconsigliano di lasciare la sua casa. Però Lucio, se tu fossi qua vedresti questa chiesa che è spettacolare e vedresti un pubblico meraviglioso qui davanti a te, quindi mi dispiace. Ci conosciamo, ci conosciamo. Oggi vinco io, però adesso ti lasciamo subito la parola. Allora Lucio è stato presentato, è uno dei massimi esperti di geopolitica in Italia, dirige le riviste, lo conoscete, lo vedete in televisione, lo leggete sui giornali. E con Lucio parlavamo oggi pomeriggio del tema della serata, che è aria che si respira, e l'aria rischia di richiedere una mascherina come nei tempi più bui di 6 anni fa, e stiamo tutti un po' con il fiato sospeso perché ci sono tante guerre in corso. Quelli che fanno il conteggio dicono che ci sono 50-60 conflitti attivi in questo momento ed è il numero più alto dal 1945. La notizia che ci hanno dato all'inizio di quest'anno è stato che sostanzialmente è finito l'ordine mondiale così come lo conoscevamo e quindi si sta creando una nuova creatura. Siamo sull'orlo della recessione o vicini a una recessione per colpa degli effetti dell'attacco degli israeliani e degli americani nell'Iran, che ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passa circa un quinto del petrolio mondiale, e quindi ha dissestato l'intero sistema dell'approvvigionamento energetico. E quindi forse gli scenari sono complessi. Con Lucio l'idea di questa sera è di apparecchiare la tavola del festival, di mettere in bella mostra tutti quelli che saranno i temi che verranno affrontati da questa sera in poi qui a Udine, per capire a che punto siamo, quali sono le minacce e per una volta, Lucio, dacci anche qualche speranza. Io ti cedo volentieri la parola e poi ci risentiamo. Grazie. Grazie Marco, buonasera a tutti. Sono veramente desolato di non poter essere con voi. Conosco la bellezza del luogo e soprattutto la bellezza del pubblico di Udine. Saluto in particolare i giovanissimi, ai quali non posso evidentemente evitare di dare qualche notizia non eccellente per il proprio futuro, ma sui quali contiamo perché quella che noi stiamo vivendo oggi, c'è una rivoluzione geopolitica come mai ce n'è stata una, può portare non solamente una fase di caos, di disordine e di guerra, ma anche, speriamo tutti, un ordine migliore e soprattutto pacifico. Respirando l'aria del tempo, noi sentiamo che sta esaurendosi l'impero globale degli Stati Uniti d'America. Come dicevo, una entità che non si era mai vista nella storia. Ci sono stati molti imperi, ma tutti con dei limiti. L'impero dell'America, mai effettivamente dichiarato, ma d'altronde nemmeno quello romano era dichiarato, si presentava come repubblica, è un impero che non si dà limiti perché è un impero dal sottofondo religioso. Stiamo parlando di un paese profondamente religioso, la cui religione è l'America, declinata in diverse confessioni, originariamente soprattutto protestanti, che sono ancora oggi la forza religiosa dominante in America. I padri fondatori erano quasi tutti protestanti, c'era un solo cattolico fra i firmatari della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America nel 1776. Oggi nell'amministrazione Trump, per la verità, ci sono ben 9 ministri cattolici o sedicenti tali, i quali servono in un'amministrazione il cui presidente ha scelto, in maniera abbastanza incredibile, ma ha scelto di fare di Papa Leone XIV al secolo Robert Prevost, cittadino fra l'altro degli Stati Uniti, oltre che del Perù, il suo bersaglio preferito. Ma siccome so che con Marco ci soffermeremo sui leader e certamente sarà interessante leggere questa storia in movimento attraverso i leader e attraverso lo stesso Trump, vorrei cercare di darvi in breve un quadro più strutturale e quindi partirei innanzitutto con la carta numero 2,
dopo quella che annuncia il numero di Limes, lo scisma d'Occidente, che fra l'altro esce dopodomani. E qui noi vediamo le aree veramente calde del pianeta, la congiunzione tra la guerra di Ucraina, che è stata e in parte rimane anche una guerra russo-americana, quindi coinvolge i due nemici storici della guerra fredda. Poi c'è, ahimè, in allargamento tutta la serie di guerre scoppiate dopo il massacro del 7 ottobre con Israele che è impegnato addirittura su 7 fronti, guerre mediorientali di cui l'Iran è la principale, e poi c'è la partita davvero strategica che riguarda il rapporto fra l'America e la Cina, ma più in generale fra l'America e l'Asia. E quello che è veramente finito, anche attraverso questi confronti conflittuali, è appunto l'impero degli Stati Uniti. Vediamo la carta successiva che possiamo in qualche modo passare alla storia. Quante volte mi è capitato di mostrarla in questi anni, adesso questa è storia, nel senso che l'architettura in parte rimane, ma il senso dell'edificio e anche coloro che lo dominano sono cambiati. Soprattutto avrete notato come in questa rappresentazione del mondo attraverso lo schieramento della flotta americana, o meglio delle sue varie flotte che occupano tutti gli oceani, così come nella pianificazione del Pentagono non c'è centimetro quadrato del pianeta che non sia afferente a questo o a quel comando regionale americano, dicevo in questo schema che mette a rilievo la dimensione, come si dice, talassocratica, cioè basata sul controllo delle rotte oceaniche dell'impero americano, quello che colpisce è che i cosiddetti choke points, gli stretti che hanno segnato questo impero, sono quasi tutti contestati e alcuni sono fuori dal controllo americano. E passiamo alla carta successiva, perché qui capiamo che cosa è successo all'impero, e qui vedete segnati in rosso gli stretti più importanti del nostro pianeta, quelli attraverso cui filtra la quasi totalità dei commerci mondiali, che fino a ieri erano garantiti in buona misura dalla prevalenza americana e che oggi sono in discussione. Come vedremo poi alla fine, sono in discussione gli stretti che ci riguardano più da vicino, perché noi siamo, usiamo questo nome ormai è l'Imes, noi ci chiamiamo Italia, ma siamo in realtà Medio Oceania, cioè siamo il paese che è al centro del mare Mediterraneo, cioè di questo Medio Oceano che connette Atlantico, Indiano e Pacifico, e qui gli stretti, insomma, è un festival del rosso, è un festival degli allarmi e delle guerre e delle aree contestate. Eh, tutto questo ci riporta alla dimensione globale di questo ordine in decadimento. Non era mai accaduto, è bene sottolinearlo, che un impero di questa portata volesse apparire sulla scena mondiale ed è interessante appunto questa regione, questa idea dell'America come missionaria che segna storicamente il passaggio degli Stati Uniti nella storia universale. Quando crolla il perno del sistema è chiaro che gli effetti sono devastanti, specialmente se tu, cioè noi, siamo all'interno di questo sistema, siamo stati una fortunata provincia dell'impero americano dal 1945 in avanti, un impero che a differenza di molti altri imperi è stato più cercato che temuto, in particolare dagli europei, dopo che ci eravamo autosuicidati, autodistrutti nelle due guerre mondiali. Quindi credo che un saluto con qualche pizzico di nostalgia per la sicurezza perduta a questo impero che ci ha di fatto governato, sia pure indirettamente, per 8 decenni, sia doveroso. Il problema è che coloro che oggi occupano le vette di comando in America non sanno bene dove vogliono andare, ma gli strumenti di cui dispongono sono tali da poter eventualmente impegnare gli Stati Uniti e quindi anche noi in guerre che sarà difficile governare. E prima di continuare in questa elaborazione del lutto, se vogliamo chiamarla così, ricordiamo che uno dei problemi che noi abbiamo nel capire il mondo è che in questa fase storica
non si vedono più i film, ma si guardano i fotogrammi. Cioè ci manca, a causa della comunicazione sincopata favorita dai social e dalle nuove tecnologie, ci manca la visione d'insieme, la visione storico-geografica di quello che accade intorno a noi. Ci concentriamo ogni giorno, ogni ora, ogni minuto su un'immagine diversa. Poi abbiamo dei personaggi, ne parleremo con Marco fra poco, che attirano come falene la luce, e questo evidentemente ci fa perdere l'idea dell'insieme che si sta muovendo, e quindi anche perché ci siano oggi quelle 50, 60, forse più guerre che infestano la vita degli 8 miliardi e 200-300 milioni di umani, quanti siamo. Il nostro compito come analisti geopolitici è quello di provare a rimettere insieme i fotogrammi, a scernere il grano dall'olio, a distinguere quello che è effimero, quelle che sono le sparate pubblicitarie, da quella che è la sostanza, e scavare in profondità nella storia, nella geografia, nella rivoluzione tecnologica in corso. Perché quello che è interessante è che questa rivoluzione geopolitica, all'insegna della crisi, del crollo dell'impero americano, si connette ad almeno un altro paio di rivoluzioni. La prima è quella tecnologica. Stiamo parlando evidentemente di intelligenza artificiale, di quantum computing e di tutte quelle diavolerie di cui noi non sappiamo ancora discernere il senso e soprattutto il futuro. È interessante, e ne parleremo poi quando parleremo del Papa, vedere come uno dei capitoli che questo Papa americano, o forse come sarebbe meglio dire questo americano Papa, poi ne parleremo, ha aperto, è quello della comunicazione, cioè della difficoltà di legare le parole alle cose, per cui se ne perde il significato e naturalmente se ne perde la capacità di lettura. Quando parliamo di intelligenza artificiale, noi dobbiamo considerare che ci avviamo anche verso un'applicazione militare dell'intelligenza artificiale. Mentre noi parliamo, cinesi, americani e altri hanno aperto degli incontri, naturalmente non pubblici, proprio sul tema delle armi autonome, cioè armi che non rispondono a un impulso umano, ma che possono rendersi autonome dagli umani. In parole povere, possono decidere per noi, stabilire chi è buono, chi è cattivo, qual è il bersaglio e così via. Non siamo ancora a questo livello, ma ci siamo molto vicini, e la consapevolezza del pericolo delle armi autonome o di, come si dice, guerre fra robot, perché una delle ultime diavolerie che stiamo pensando è che, siccome ci sono pochi umani, non solamente in Italia, che sono disposti a fare la guerra, e che non ci sono sempre dei mercenari disponibili ad ogni causa, si potrebbe arrivare nel giro di qualche anno, forse un decennio, a costruire degli eserciti fatti di robot, la cui fedeltà alla patria sarebbe discutibile, e potrebbero magari mettersi d'accordo fra loro sulla testa di noi umani. Non sto dipingendo fantascienza, sto dipingendo i termini del dibattito, in parte pubblico, in parte no, che negli apparati strategici delle maggiori potenze è in corso, e in parte anche fra loro, perché evidentemente questa scissione tra l'intelligenza naturale, umana, e quella artificiale mette in qualche modo tutti nella stessa barca. La rivoluzione tecnologica, dicevo, e poi la rivoluzione demografica, che negli ultimi decenni ha significato una grande asimmetria nella distribuzione della popolazione nel mondo, con una perdita ben evidente di freschezza demografica, diciamo così, del nostro continente, del nostro paese, e con la crescita tumultuosa dell'Africa soprattutto, ma anche dell'Asia. Tutte queste cose messe insieme, tutti questi macro fenomeni messi insieme, sono fondamentali da studiare per capire poi quelle che sono le cronache, ahimè, spesso inquietanti di questi giorni, di queste settimane. Ma vorrei soffermarmi in particolare su due di queste, e cioè quelle che riguardano la situazione in Medio Oriente, e poi quello che si riflette di questa situazione nel nostro paese, per poi passare con Marco all'analisi che, partendo
dai leader più noti nel bene e nel male, ci riporterà agli eventi strutturali. Quindi passerei alla carta 6 che riguarda in particolare la guerra di Iran. Perché è in corso questa guerra? Perché lo Stato di Israele, che è stato oggetto, come tutti sappiamo, il 7 ottobre di 3 anni fa di un attacco massacro da parte di Hamas e che ancora stenta a elaborare il trauma, ha deciso di rispondere su addirittura 7 fronti diversi, come vedremo, per cercare di affermarsi egemone assoluto in Medio Oriente e allargando anche i suoi confini in quello che dovrebbe essere un grande Israele, comprendente non solamente Gaza e la Cisgiordania, ma anche parti di Libano e di Siria e secondo le menti più scatenate in questo governo Netanyahu addirittura potrebbero arrivare a Damasco o a Baghdad. Quello che negli ultimi anni è stato l'avversario numero uno di Israele è l'Iran. L'Iran non confina, come si può ben vedere, con Israele né viceversa, sono stati due nemici perfetti per molto tempo perché ciascuno serviva per legittimare i rispettivi governi all'interno dei singoli paesi come Babau, come nemico assoluto, ma si sono evitati di fare la guerra fino a quello che è successo il 7 ottobre, dove per la verità l'Iran c'entra poco o nulla, ma come dicevo prima, Israele ha cercato di raggiungere quella che nel gergo militare israeliano si chiama la vittoria decisiva, e cioè una vittoria che permetta a Israele di vivere tranquillo per sempre, con risultati che a mio avviso stanno creando lo scenario perfettamente opposto, cioè Israele si trova coinvolto in una guerra durissima, subendo perdite peraltro anche ben maggiori di quelle che dichiara, ma soprattutto mettendo a rischio la sua struttura interna che si è rivelata molto più fragile e contestata di quanto fosse immaginabile prima. La carta 10 ci porta al cuore di questa guerra, e cioè allo stretto di Hormuz, perché quella che era una guerra regionale è diventata una guerra dagli effetti globali. Quello che sta accadendo è che l'attacco israeliano e americano all'Iran, che nessuno prevedeva, certamente non in questa forma e in queste dimensioni, sta producendo, e ancora mi devo ripetere, un effetto opposto a quello immaginato, o forse nemmeno immaginato dagli americani e dagli israeliani, cioè la caduta del regime di Teheran, la formazione di un governo, se non amico, con cui si può parlare, il controllo delle rotte commerciali, in particolare energetiche, che passano per lo stretto di Hormuz e quindi la costruzione di una Pax israeliana con una forte impronta americana. Oggi questa guerra ha confermato quello che è sempre accaduto dal 1945 a oggi, cioè gli americani le guerre le possono aprire ma non le vincono. Il fatto che queste guerre siano quasi continuate con degli intervalli nel tempo, più o meno nelle stesse ragioni, deriva proprio da questa incapacità di chiuderla, da una parte e dall'altra evidentemente, ma sorprende che la parte militarmente più forte, almeno sulla carta, come America, più naturalmente anche Israele, non riesca ad aver ragione dell'Iran. Il risultato è che oggi c'è una sorta di patta in cui però l'Iran ha ottenuto quello che era il suo obiettivo primario, resistere così come entità statuale e anche come regime, con la differenza che oggi a Teheran comandano le parti, le correnti più radicali del regime, dei Pasdaran, che sono i guardiani della rivoluzione, ma sono soprattutto i padroni dell'economia iraniana. Questo paese che viene rappresentato come dominato dai preti, che non esistono, ma insomma dei religiosi sciiti, in realtà tutto fuorché un paese di tipo religioso, intanto perché una buona parte della popolazione è di gran lunga più aperta all'Occidente di quanto non lo sia quella dei paesi arabi, ma soprattutto perché appunto il potere militare, come invece accade anche in molti altri paesi della regione, ha sequestrato anche il potere economico e buona parte di quello politico. In conclusione di questo giro d'orizzonte, vediamo come si riflette su di noi
questa guerra. E allora passerei alla carta 11, dove vediamo, non questa, quella sulla guerra e l'Italia. Qui siamo su una dimensione, eccola, cioè qui noi vediamo, quella prima, qui noi vediamo molto bene come le guerre che sono state aperte dopo il 7 ottobre chiudono gli stretti che collegano l'Italia agli oceani, o quantomeno li mettono in pericolo. Abbiamo visto quello che è accaduto con gli Houthi dello Yemen per il Mar Rosso, e quindi quello che si riflette nel passaggio da Suez a Bab el-Mandeb verso l'Oceano Indiano e viceversa. Ora l'Italia si distingue in Europa per essere l'unico paese importante, grande, che non ha un accesso diretto all'oceano, quindi ha bisogno della libertà di navigazione negli stretti, a partire da quello di Sicilia, dove negli ultimi anni sulla sponda opposta alla nostra si è installata una grande potenza che sta emergendo, che è la Turchia, poi Suez, come dicevo, Bab el-Mandeb, e poi con la guerra in corso anche l'accesso, lo stretto di Hormuz, l'accesso al Golfo Persico. Quindi questa partita per noi ha un valore strettamente esistenziale. Ci torneremo sicuramente poi anche nella conversazione, e la carta finale è quella che, ricordando anche nel nome la nostra dimensione medioceanica, ricorda quello che ormai nelle nostre scuole, ma direi nel nostro sistema educativo, è dimenticato, cioè l'importanza della geografia e della storia. Il condizionamento geografico può apparire paradossale dopo che ci siamo raccontati tante storie sul mondo dei flussi e di tutte quelle visioni fotogrammatiche, come dicevo prima, ma la geografia fisica conta, il fatto di essere un molo in mezzo a questo medioceano strategico è assolutamente fondamentale. Peccato che il nostro sistema politico, ma anche marittimo e portuale, non esprima questa potenzialità, e che anzi noi si sia in qualche modo in una situazione di particolare difficoltà rispetto per esempio alla Germania, alla Francia o alla Spagna, proprio per questa loro apertura all'oceano. Quello che ci unisce a noi europei è la carenza di energia e di materie prime, e questo ci taglia anche fuori in buona parte dalla rivoluzione tecnologica. Sappiamo come i metalli critici e tutto quello, le terre rare, tutto quello che anche da un punto di vista fisico serve allo sviluppo delle alte tecnologie è quasi inesistente dalle parti nostre, e soprattutto concentrato in paesi con cui abbiamo rapporti, diciamo, piuttosto complicati, per esempio la Cina, mentre ovviamente la crisi del nostro protettore di prima istanza e allo stesso tempo anche dominatore strategico, cioè gli Stati Uniti, ci lascia in una condizione sbigottita. Insomma, in parole povere, noi dobbiamo non solamente pregare, ma agire perché non si finisca in guerre altrui, perché ci finiremmo senza essere padroni del nostro destino. E questo è in qualche modo, io credo, il ragionamento che ci deve guidare, cioè come riconquistare nel contesto della fine dell'impero americano quel minimo di sicurezza, ma anche di rispetto di sé, senza il quale non si può progettare il futuro. Questo paese ha dimostrato non solamente in questi anni di avere delle risorse abbastanza speciali, speriamo che finalmente riesca a metterle in campo. Vi ringrazio e sono a disposizione di Marco e poi naturalmente di tutti voi. Grazie Lucio, anche se per istinto ho sentito mancare la parola Europa, che avrei voluto sentire più spesso, ma adesso ci veniamo. Oggi pomeriggio, quando ci siamo chiesti come affrontare questa serata, abbiamo pensato di identificare i personaggi per raccontare le storie, perché se è vero che non sono gli uomini o i leader a fare le guerre, è anche vero che essi riflettono le realtà dalle quali le guerre scaturiscono. Prima però di andare con la lista dei buoni o dei cattivi, ognuno deciderà per sé, avrei una curiosità.
Se usciamo dai fotogrammi e guardiamo il film che abbiamo alle nostre spalle, si vede chiaramente che dal 1945 a oggi praticamente non c'è nessuno che abbia mai vinto una guerra. La Corea si è persa, il Vietnam si è perso, i russi hanno perso in Afghanistan, l'Afghanistan, chiamiamolo occidentale, è andato come è andato, e quindi le guerre non si vincono. Ma allora perché si fanno? Le guerre sono probabilmente la nevrosi dell'umanità da cui non riusciamo a liberarci, ma lo scopo delle guerre molto spesso non è vincerle, ma farle. Farle nel senso, ahimè, cinico e spesso anche criminale di chi le produce, intanto per delle ragioni di carattere proprio di potere e di gloria. Io penso, ma ovviamente il pensiero corre anzitutto a Trump, ma ce ne sono, io credo, nella storia centinaia di esempi così, cioè di leader che vogliono passare alla storia. E passare alla storia vuol dire allargare i confini del proprio paese. Insomma, l'impulso della gloria e del successo muove molti leader, ma anche molte popolazioni, e le porta anche a dei sacrifici estremi, cosa che noi non riusciamo a immaginare, ma che insomma, basta andare un pochino più in là dei nostri confini, si percepisce abbastanza bene. E poi ci sono delle guerre che hanno una funzione anche economica, cioè ci sono delle guerre che producono vantaggi materiali che in pace non sarebbero possibili, almeno per chi si può permettere di controllare i traffici e di gestire più o meno queste guerre. Quindi c'è un elemento di razionalità in questa follia che è la guerra, solo che una cosa era la guerra di qualche anno o decennio fa, un'altra cosa sono alcune guerre già in corso, ma soprattutto quelle del futuro, dove, come dicevo, il rischio è che non si sia più noi a decidere, ma macchine per noi. Restando brevemente sul tema della guerra, La Terza, non è pubblicità, lo trovate, ha fatto una piccola campagna, regala a chiunque compri un libro di La Terza un piccolo libro di Alessandro Barbero sulla Prima Guerra Mondiale, che è interessante perché capovolge quella che è la linea più diffusa sulla Prima Guerra Mondiale, cioè i sonnambuli, c'era la Belle Époque, andava tutto bene, poi a un certo punto sono impazziti, raccontando come a questa guerra ci si è arrivati perché ci si è preparati per 30 anni senza che ce ne si accorgesse. Ora c'è a un certo punto un dibattito fra generali e politici, c'è chi sostiene che il riarmo è dissuasione e pertanto se ci si riarma non ci sarà la guerra, e gli altri che dicono se ci si riarma, cioè se si aumentano gli eserciti, se si fabbricano più cannoni e più corazzate, questa guerra sarà inevitabile perché fatte le armi bisogna combattere. Noi a che punto siamo di questa situazione, Lucio? Beh, tanto non ho letto il libro di Barbero, ma ne condivido la tesi, così come tu l'hai esposta, e penso che siamo messi abbastanza male proprio perché, prendiamo il caso, ecco, pronuncio la parola Europa. Parliamo di Europa e in particolare di riarmo europeo. Cosa sta avvenendo? Che mentre paradossalmente, o forse non paradossalmente, l'America di Trump, ma in qualche misura direi l'America più in generale, ha deciso che la Russia non è più un problema perché dopo 4 anni sono fermi in quella parte di Ucraina che più o meno potevano controllare già prima, cioè il Donbass. Noi europei, almeno alcuni di noi europei, guardano alla Russia come una minaccia strategica contro la quale bisogna armarsi, anche perché appunto non possiamo più contare, almeno apparentemente, sulla protezione americana. Questo riarmo però avviene all'europea, in che senso? Che ognuno riarma per conto suo. Qualche giorno fa è stata pubblicata la nuova, anzi la prima, perché non ce n'è mai stata una, strategia militare nazionale tedesca, dove il titolo è Responsabilità per l'Europa, dove non si nomina nessun altro paese europeo al di fuori della Germania, di striscio si nomina l'America, e dove si immagina un'Europa che dal punto di vista non solamente militare sarebbe totalmente centrata sulla Germania. Prendo il caso macro, fra l'altro noto che in Germania le prossime elezioni potrebbero essere vinte da un partito notoriamente filorusso come l'AfD, come l'Alternativa per la Germania, ma sono i paradossi che in qualche modo confermano che la storia non è mai prevedibile.
Ma in generale il tentativo dei vari paesi di adeguare i propri sistemi militari a una realtà che sta diventando sempre più pericolosa avviene ciascuno in ordine sparso, ciascuno per sé. E questo mi porta, visto che hai voluto insistere su questo, mi porta anche al tema Europa. Dicevo prima delle parole e le cose. Ecco, io credo che la parola Europa non corrisponda a una cosa, corrisponde a una realtà storica e geografica, ma non a un'entità geopolitica. E la nostra narrazione di questi decenni, che cominciava sempre dal tema l'Europa o le Nazioni Unite o il diritto internazionale, sì, molto interessante, il problema è che non ha molta corrispondenza con la realtà. Io penso che una delle prime cose da fare, e in questo credo che anche la lezione del Papa sia importante, sia di raccontare le cose per come sono e non per come vorremmo fossero. Questa differenza, che poteva essere una differenza di tipo intellettuale, analitica, di gusti, oggi è diventata una differenza su cui si misura la guerra e la pace, la vita e la morte, e quindi conviene, io credo, naturalmente ciascuno è libero di pensarla come crede, ma credo che convenga riscavare nel nostro fraseggio, nel nostro modo di conversare e di analizzare la realtà e ripartire dalle realtà che bisogna cambiare perché da sole non cambiano. Ecco, allora cominciamo la nostra carrellata, cominciamo da Donald Trump, che viene eletto nel gennaio del 2025, lui si proclama il presidente della pace, anzi si autocandida al Nobel della pace, a un certo punto gli verrà addirittura dato il Nobel della pace, ma ovviamente non dall'ente Nobel, ma dal vincitore venezuelano, e da allora ha fatto solo guerre o commerciali o non commerciali, dalla guerra commerciale sui dazi che ha creato difficoltà alle imprese di tutto il mondo creando reazioni e controreazioni, al chiamiamolo colpo di Stato in Venezuela, la rivendicazione della Groenlandia, l'operazione in Iran prima la scorsa estate e poi adesso, e la minaccia che quando le navi americane torneranno dopo la magnifica vittoria, sono parole del presidente americano, contro l'Iran, si fermeranno a Cuba e prenderanno anche Cuba. Allora, la domanda che si fanno i cittadini è se Trump è fuori di testa o semplicemente lui rappresenta un mondo fuori di testa, oppure una terza cosa che tu ci dici. Sì, la terza cosa che io dico è che innanzitutto Trump rappresenta l'America di oggi, cioè un paese in gravissima crisi di identità, nel senso di non sapere più esattamente chi sia, che cosa voglia, profondamente diviso al suo interno e la cosa che ci interessa di più, con uno Stato che non funziona più. Una delle cose più importanti che per esempio questa guerra di Iran ha evidenziato è che le forze armate americane non sono per niente contente di farla, lo esprimono in vari modi, per esempio a bordo della più importante portaerei del mondo, la Ford, c'è stata una sorta di ammutinamento, anche perché praticamente stavano da quasi un anno in mare a fare guerre o operazioni dal Venezuela all'Iran e dintorni, ma più in generale, quando tu senti, come hanno sentito 800 fra generali e ammiragli radunati in una base vicino a Washington, dal tuo presidente, cioè dal tuo comandante in capo, testualmente il nemico non sono i cinesi o i russi, ma gli americani che non la pensano come noi, ecco lì evidentemente comincia a porti qualche problema. Quindi c'è un problema politico, c'è un problema militare strategico, c'è un problema più di fondo che ha un carattere anche economico e tecnologico, e cioè che i poteri tecnologici, tecnocratici, ma in particolare i signori delle alte tecnologie, a cominciare dallo spazio di Musk, poi Palantir, Peter Thiel, e tutto quanto l'ambaradam dell'intelligenza artificiale, confondono i limiti dei propri imperi privati con quelli pubblici e non si capisce più dove finisca Palantir e comincino le agenzie di intelligence o il Pentagono e viceversa. E Musk sì, è in qualche modo il garante del sistema spaziale satellitare americano, ma quanto americano è Musk? E qui interviene la figura di Trump.
Trump è lì perché è fallito non solamente Biden, ma è fallita una sequenza di presidenti o comunque di americani che hanno puntato appunto sull'impero, cioè addirittura sulla conversione via economica della Cina a democrazia liberale. Questo è quanto diceva una venticinquina di anni fa il presidente Clinton, e questo è quello che, fallendo, perché era evidentemente abbastanza improbabile in sé, ma poi si è dimostrato oltre che improbabile impossibile, ha aperto la strada a quella che in maniera un po' semplice forse vengono definiti i populismi, o comunque i radicalismi che oggi portano ad avere in America un signore, appunto Trump, chiaramente instabile dal punto di vista emotivo, certamente rozzo nella sua formazione culturale, con diciamo, tendenze narcisistiche che non spetta a me analizzare perché non sono uno psicanalista, ma che ha centrato su di sé e sulla sua famiglia un enorme potere, perché lui sì è il presidente degli Stati Uniti d'America, ma è anche l'amministratore delegato del fondo Trump, cioè di quello che è oggi, anche attraverso la politica, un sistema di accumulazione di ricchezze immobiliari, finanziarie e quant'altro che lui sta gestendo contemporaneamente alla carica di Presidente della Repubblica. Non si è mai visto un presidente americano che manda in giro a negoziare con i russi o con gli israeliani o con gli iraniani degli immobiliaristi. Evidentemente il loro compito non è parlare di bombe atomiche, di missili o di progetti di pace, ma di opportunità immobiliari di vario genere che dovrebbero essere gestite evidentemente da Trump, dalla sua famiglia. E infine è anche interessante notare a proposito della successione a Trump, la battaglia in realtà è già cominciata, poi magari ne parleremo quando parliamo del Papa, è interessante che Trump abbia fatto capire che il suo candidato preferito alla successione, non escludendo se stesso, perché insomma come lui ha detto la mia bussola non è la Costituzione, è la mia moralità e il mio animo, non potendo probabilmente, non riuscendo a avere un terzo mandato, punta al figlio, che si chiama come lui, quindi sarebbe perfetto, una continuità assoluta, un Trump più giovane, magari un po' meno matto, ma ogni giorno, ogni settimana, ogni mese in più di Trump è sicuramente utile al suo ego, ma è un problema serissimo per l'America. Non ho mai visto, non so come la vedi tu, ma insomma, non ho mai visto tanto anti-americanismo nel mondo come in questa fase, anche perché prima gli anti-americani, essendo l'America potente, magari se ne stavano buoni, ma ora che la vedono sofferente, se ne sentono di tutti i colori. Al di là del giudizio che uno può avere sull'America, è comunque un segnale, cioè Trump ha accelerato questa crisi e Trump rischia di portarla a delle conseguenze che l'America non è più in grado di governare. Mi fermerei qui perché altrimenti Trump si monta la testa se per caso ci No, però ascolta. c'è un piccolo corollario sul quale ti vorrei consultare, un po' sei il nostro oracolo questa sera. C'è una spregiudicatezza di fondo di Trump che gli ha fatto rivolgere delle accuse di insider trading evidente, perché ci sono dei movimenti sui titoli in anticipo rispetto alle sue decisioni o sulle vendite del petrolio, è successo ancora questa settimana, che sono perlomeno sospetti. Gli americani probabilmente se ne stanno accorgendo. E allora, in vista delle elezioni di metà legislatura, il midterm del 3 novembre, che tipo di aspettative possiamo avere? È giusto attendersi che una eventuale vittoria dei democratici possa destabilizzare Trump, e in che misura? Oppure pensi che di qui a novembre Trump riesca a riprendere le redini del consenso? Beh, diciamo a naso non credo che Trump sia il primo presidente o comunque capo di governo di un paese importante che faccia insider trading, ma certamente lui lo fa su scala industriale, diciamo. Ma direi di più, il sistema della corruzione non è mai stato così diffuso in quella che io chiamerei oggi una plutocrazia, prima ancora che una democrazia come quella americana. Insomma, se non sei plurimilionario, difficilmente sei un senatore degli Stati Uniti. A parte questo, e questo riguarda il futuro, colpisce anche il fatto che tutto sommato, sì, certamente Trump ha perso molti dei consensi che aveva all'inizio, però ricordo anche che è un signore che ha vinto una prima volta le elezioni, poi
pensava di aver vinto la seconda e accusava Biden di brogli, ha fatto un colpo di Stato. Il colpo di Stato fallito fortunatamente non gli ha impedito di essere rieletto. Quindi io credo che sì, certamente lui è un tipo peculiare, ma anche gli americani sono abbastanza peculiari. Va bene, allora continueremo a diffidare. E restando nel tema americano, oggi c'era il segretario di Stato Marco Rubio, che nonostante il nome ha dichiarato di essere di origini casalesi, fra l'altro, anche se a Casale stanno impazzendo per trovare dei documenti dei suoi parenti che sinora non sono saltati fuori. Rubio è andato dal Papa e il motivo per cui non hanno mandato Vance è evidente, perché dopo che hai mandato Vance da Bergoglio e da Orban, poi non lo manda più in giro a parlare con il leader. Comunque ha mandato Rubio, che ha incontrato Parolin, ha incontrato il Papa, ha anche incontrato esponenti del governo italiano. La cosa curiosa di nuovo è che lo strano Trump, alla vigilia di questo incontro, che sulla carta serviva un po' per rimettere a posto le cose fra l'americano Papa o Papa americano e il presidente americano o l'americano presidente, Trump se ne è uscito con una nuova ondata di dichiarazioni contro il Papa. Allora, noi sappiamo che Trump è protestante, quindi non può essere scomunicato, ma qual è il gioco che fa Trump nei confronti del Papa e che tipo di consenso può trarre fuori, oltre a inimicarsi tutti i cattolici d'Europa? Sì, forse anche diversi cattolici americani. Ricordiamo che il cattolicesimo è importante certamente in America, ma non è né la confessione dominante, anzi possiamo dire che gli Stati Uniti d'America sono geneticamente antipapisti e considerano, beh, d'altronde sono figli o nipoti o pronipoti di europei che se ne sono andati dall'Europa, quindi insomma tutta questa simpatia, noi restiamo un po' sorpresi dal fatto che se ne vogliono andare dalla Nato perché non vogliono difenderci, ma insomma c'è, io credo comunque una logica dal loro punto di vista in questo atteggiamento e vale anche nel caso che tu esponevi. Quello che è interessante del viaggio di Rubio è che secondo me ha aperto la sua campagna elettorale per le elezioni del 2028, perché se veramente, come pare, le elezioni di mezzo termine del 3 novembre prossimo saranno una disfatta totale per i repubblicani, per Rubio, che è un politico strutturato, un professionista abile, vuole prendere il posto di Trump, sarebbe probabilmente la fine di ogni speranza. Eh, Poi se sia di Casale non lo so, credo che uno degli argomenti che hanno trattato sia Cuba, perché la famiglia di Rubio è scappata da Cuba, lui dice sotto Fidel Castro, in realtà prima nel 1956, quindi ne era precedente, ma come molti altri cubani che si sono trasferiti in America sogna di portare l'America di nuovo a Cuba. E ecco, forse una guerra che gli americani pensano di poter vincere è quella di Cuba, che a quanto pare sta, scusate il gioco di parole veramente ignobile, incubando, nel senso che Trump stesso ha evocato questo scenario, probabilmente lo vedremo fra poco travestito da leader cubano, non so, si metterà un sigaro in bocca, qualche segno magari di Fidel, che quanto ego espanso, insomma, era sulle sue orme. Cuba sarebbe un modo per salvare la faccia, portare a casa un successo e presentarsi in modo meno disperato alle elezioni di mezzo termine, anche se sappiamo che poi gli americani votano sulla base del prezzo della benzina, del costo della vita, dell'inflazione. Anche se poi Cuba non porta bene gli americani, No. direi che è già andata male una volta, però vabbè, non hai vinto ritenta. Passiamo da un altro emisfero, perché no, mi veniva in mente, parlando dell'America e della religione, una frase di Thomas Jefferson che diceva se Dio esiste sono preoccupato per il mio paese, credo che sia di grande attualità. Saltiamo l'oceano e torniamo in Europa e parliamo di Vladimir Putin. Il 9 maggio è il giorno della vittoria della Russia, il giorno ufficiale della vittoria della Russia sui nazifascisti, prevalentemente sui nazisti e anche sui fascisti c'erano pure loro. Il 9 maggio, fra l'altro, è un giorno carico
di avvenimenti, perché nel 1936 fu proclamato l'impero italiano e Vittorio Emanuele III fu proclamato imperatore. 10 anni dopo, nel 1946, abdicò. Il 9 maggio è il giorno del grande discorso dell'Europa, il 9 maggio è il giorno in cui fu ritrovato Moro, quindi c'è una certa tendenza degli avvenimenti a succedere il 9 maggio. 9 maggio, dopodomani, parata a Mosca per la vittoria, senza soldati, una parata, cioè con i soldati ma senza mezzi, non in grande sfarzo perché Putin ha paura. Allora, il sentimento che Putin in questo momento si senta sotto assedio e abbia paura è arrivato da queste parti e ha fatto un sacco di rumore. Le cose stanno così. Come si sente Putin in questo momento e quali saranno gli effetti della guerra in Medio Oriente, dell'Iran sul conflitto in Ucraina, che, non dimentichiamocelo, continua a fare morti, vittime innocenti tutti i giorni? Sì, fra l'altro è quella data che tu hai nominato è anche il primo anniversario del pontificato di Papa Prevost, quindi insomma si potrebbe scrivere un bel libro sul 9 maggio. Ma credo che Putin sappia, c'è bisogno di essere degli analisti per saperlo, di essere nella fase finale della sua parabola e di non poter dominare completamente il processo di successione e soprattutto è impegnato a finire in gloria come tutti i grandi leader che sanno di essere sul viale del tramonto e vogliono restare nei libri di storia. Quella che lui pensava essere, non dico una passeggiata, ma insomma una sorta di colpo di Stato rafforzato, la famosa operazione militare speciale in Ucraina, massimo un paio di settimane e metto un uomo mio a Kiev, si è tramutata in una guerra non solamente sanguinosa, ma di cui non si vede soprattutto una fine, perché è vero che i russi sono penetrati in profondità in Ucraina, ma insomma fino a zone diciamo relativamente facili, dico relativamente facili perché dove c'è una quota importante di popolazione russa, dove ci sono pochi ucraini, e questo fra l'altro è il problema più grave per l'Ucraina del domani e del dopodomani, quindi anche nostro problema perché un'Ucraina mal ridotta è un problema per tutti gli europei, italiani compresi, cioè appunto il fatto che circa metà della popolazione che esisteva in Ucraina al momento dell'indipendenza non c'è più, per fortuna solo una piccola parte è morta, ma una grande parte, parlo di una ventina di milioni, è fuori. Quindi Putin deve giustificare il suo potere presso un'opinione pubblica che ancora, per quel che sappiamo, appoggia la guerra, ma che non potrà farlo molto a lungo. Che cosa può succedere? Putin, come sappiamo, è un figlio dell'intelligence, ex KGB, oggi FSB. L'operazione Kiev è un'operazione di intelligence fallimentare, evidentemente. Quindi, ecco, forse una caratteristica dell'Unione Sovietica, ma poi anche della Russia, è la relativa fedeltà delle forze armate, quindi non riesco a immaginare un colpo di Stato militare. Però che questa parabola finale di Putin possa finire bruscamente, sì. Il suo, il suo grado di debolezza è comunque emerso nella un po' paradossale proposta di tregua di un giorno per il 9 maggio, che palesemente era un modo di dire, per cortesia ucraini, non pensate di rovinarmi la parata militare con qualche drone che mi piomba in testa. Non credo che accadrà perché a quel punto il rischio di una reazione russa di grado anche molto molto forte è scontata, quindi non credo che Zelensky si prenda questo rischio, però insomma è interessante vedere che Putin non è tranquillo. Però quando parli con i finlandesi o i polacchi o i baltici, loro ti dicono che bisogna fermare Putin perché sono convinti che Putin dovesse avere la meglio in Ucraina, senza dubbio non si fermerà lì. Sono convinti che il suo piano imperialista vada oltre l'Ucraina. A tuo avviso questo timore è giustificato? Ma mi pare francamente molto difficile, primo, che Putin si possa prendere tutta l'Ucraina e assolutamente improbabile che possa andare oltre. Consideriamo solamente innanzitutto la demografia russa che è quella che è, cioè, sì, certamente un enorme paese, ma in gran parte
disabitato e soprattutto già oggi per prendere il Donbass è dovuto ricorrere ai nordcoreani, a mercenari vari. Sì, è vero, anche gli ucraini hanno avuto aiuti internazionali, anche non solamente di armi ma di soldati, ma insomma non credo che la Russia, anche perché, dette proprio in termini banali, ma forse un po' troppo razionale come ragionamento, mettiamo anche che si prenda tutta l'Ucraina e magari anche qualcos'altro, ma poi vuol dire che tutte le sue forze armate dovrebbero essere dislocate fuori dai confini nazionali per controllare quei paesi e forse non basterebbero. Credo che il timore dei paesi che tu hai citato e anche di altri in parte sia dovuto ancora una volta alla storia e alla geografia, perché se guardassimo un po' di più, ormai gli Atlanti non si trovano più, ma insomma, se guardassimo un po' di più le carte e gli Atlanti, capiremmo molte cose, forse le capirebbero anche i nostri leader. Quindi questa prossimità e il fatto che questi paesi si sono reciprocamente invasi varie volte, guerre fra impero svedese, polacchi a Mosca, sovietici a Varsavia, è una storia che pesa molto, e poi c'è anche un elemento strumentale, cioè è un modo per cercare di ottenere da un'America distratta quell'appoggio che considerano, specialmente i polacchi e gli scandinavi, fondamentale per poter fronteggiare comunque la pressione, se non la minaccia immediata della Russia. Però a questo punto io ti devo chiedere, davanti alla minaccia di Trump di uscire dalla NATO, e qui mi piacerebbe sapere se tu pensi che lui possa farlo davvero, di ritirare i suoi soldati dall'Europa, quale deve essere il ruolo dei nostri paesi europei? Dobbiamo cercare di fare la NATO nonostante l'uscita di Trump o dobbiamo cercare di fare un pilastro europeo in seno alla NATO che razionalizzi l'accesso ai nostri eserciti, quindi ci permetta di avere una sicurezza a costi più o meno invariati o più efficienti, oppure c'è una terza soluzione? Allora, intanto ricordiamo che cos'è la NATO. La NATO è un'organizzazione fondata su impulso americano, in parte britannico, nel 1949, quando si trattava di impedire che l'Unione Sovietica potesse, come sembrava potere, e a quel punto le cifre e i numeri erano diversi, invadere l'Europa o il comunismo diventare la religione degli europei. Dal punto di vista sovietico la risposta al patto di Varsavia era la stessa cosa vista all'opposto. Quello che univa sovietici e americani era l'idea di fare dell'Europa il loro campo di battaglia, cioè di fare in modo che la guerra ed eventualmente le bombe atomiche scoppiassero qui e non in Russia o in America. Oggi ovviamente le cose sono completamente cambiate, soprattutto se vogliamo restare alla dimensione nucleare, c'è questa banalizzazione ormai dell'arma atomica di cui non si parla più in termini di deterrenza ma di possibile impiego. Poi ci sono queste sottigliezze delle cosiddette atomiche tattiche che fanno un po' meno male, insomma francamente siamo un po' ai limiti dell'orrore, ma soprattutto si comincia a pensare in molti paesi europei, chissà forse un giorno anche noi, a farsi la propria autonoma bomba atomica. Parlo della Germania, parlo della Polonia e così via, della Turchia per restare nei paesi NATO. Per quanto riguarda la possibilità di avere una NATO senza America, non ci credo nemmeno un minuto per il semplice motivo che le infrastrutture NATO dipendono totalmente dagli americani, per quanto riguarda per esempio l'intelligence, cominciare dai satelliti, per quanto riguarda i sistemi d'arma e così via. Esiste una capacità di operare insieme dei paesi, di una parte degli eserciti dei paesi europei, ma le fondamenta non ci sono. E poi il fatto fondamentale, l'America è una, i paesi della Nato europei sono 31, mettiamoci dentro anche il Canada che forse un giorno verrà considerato di ritorno in Europa, ma con interessi e storie, parlavamo prima, tu parlavi prima dei polacchi e quanti altri, che sono molto diverse e quindi io credo che alla fine gli americani manterranno le basi, che sono la cosa che gli importa davvero, quindi questo vale anche per Aviano, tanto per dire un nome, perché gli servono, magari ci sarà meno personale americano, ci saranno, come pare, comandanti anche europei, italiani
in alcune regioni e in alcune basi, ma le basi le manterranno un numero di truppe consistente. E poi torno a quello che dicevo prima, i militari americani sono in grado di boicottare Trump. Ci ha provato già una volta a diminuire i soldati in Germania e gli apparati glielo hanno impedito. Forse questa volta ce la farà, forse no, ma non è che il presidente degli Stati Uniti può eseguire gli ordini che devono essere eseguiti dagli apparati, dalle burocrazie, dalle tecnocrazie. Ecco, prima quando parlavamo di Putin hai parlato di un errore di intelligence. A leggere i resoconti, io ricordo quello del New York Times, su come è scattato l'attacco in Iran, si parla di una riunione di Trump a Washington con Netanyahu, in cui Netanyahu gli ha detto, 21 febbraio forse, in cui Netanyahu gli ha detto non c'è problema, tu attacca, il regime cadrà dalla mattina alla sera e tutto a posto. E quindi viene fuori la figura di Netanyahu che va alla Casa Bianca a convincere l'amico americano, il suo più caro amico, a fare questa guerra dicendogli è tutto facile. Questo gioco di Netanyahu si inserisce in tutti i giochi che hai mostrato tu nella tua introduzione, quindi fa venire fuori Netanyahu come il grande giocatore, il grande player di tutta questa partita. Come lo vedi tu e che destino pensi possa avere la sua strategia? Qui è molto facile cadere nella tentazione, che ha comunque una base, di vedere in Netanyahu il dominus assoluto della partita in tutta la regione e poi soprattutto il dominus dell'America, perché tutto questo ragionamento presuppone una capacità del primo ministro di Israele di stabilire che cosa fa l'America. Allora, qui bisognerebbe scavare un po' nella storia, certamente c'è un rapporto quasi gemellare nei decenni fra Israele e gli Stati Uniti d'America, l'influenza della lobby israeliana in America, che non vuol dire semplicemente gli ebrei d'America, la lobby ebraica, ma vuol dire proprio lo Stato di Israele, i servizi di intelligence di Israele, sono ben presenti da decenni negli apparati americani, nella politica americana, al Congresso, alla Casa Bianca. Questo c'è. Netanyahu è un leader di grande livello, di grande scaltrezza, molto intelligente, e poi qui scatta due elementi. Il primo, quello diciamo personale. Sappiamo che Netanyahu è sotto processo, sappiamo che la magistratura israeliana non lo ha in simpatia, tantomeno la Corte Suprema che è emersa un po' come contropotere politico, insomma, i paesi variano, ma le magistrature politiche sono comunque una caratteristica. Proprio un paio di giorni fa Netanyahu ha chiesto di ritardare la sessione in tribunale perché doveva risolvere alcune questioni militari. È un segnale che Netanyahu vuole dire finché c'è la guerra non mi potete processare, poi se la vinco, altro che processo, faremo una parata sotto qualche arco di trionfo. E questo è l'aspetto personale che sicuramente conta. Poi però c'è un aspetto, direi, psicologico e strategico. Psicologico perché chi segue i dibattiti strategici israeliani negli ultimi anni, almeno 10, avrà visto, ma direi anche 20, avrà visto svilupparsi una corrente di pensiero che dice basta pensare di gestire i terroristi, perché evidentemente dal punto di vista di Israele chiunque combatte Israele è un terrorista, bisogna eradicarli, bisogna farli fuori una volta per tutte. Facile a dirsi, direi quasi impossibile a farsi, soprattutto replicando lo stesso sistema fallimentare utilizzato dagli americani in Afghanistan o altrove, che di fatto ha riprodotto i nemici che voleva eliminare una volta per tutte. C'è un aspetto anche demografico. Israele ha 10 milioni di abitanti, intorno ci sono centinaia di milioni di arabi, ci sono centinaia di milioni di musulmani, ci sono i persiani ovviamente, e immaginare un Israele che possa da solo dominare lo spazio di sua sicurezza, lo spazio esistenziale, mi pare piuttosto campato in aria. E qui interviene il fattore di chi dice il fattore religioso, cioè di chi immagina il popolo ebraico in Israele
che, detto tra parentesi, potremmo parlare, ma non c'è tempo, oggi non è più così connesso con il resto del mondo ebraico, perché vediamo come le diaspore siano divise anche rispetto a Israele. Questa parte più religiosa, ultra religiosa del mondo ebraico israeliano pensa Israele come appunto eletto da Dio e quindi estrapolando dalla Bibbia un'interpretazione un po' letterale, immagina che il dominio assegnato da Dio agli ebrei e al loro Stato vada più o meno dal Nilo all'Eufrate. E ci sono nel governo attuale ministri che predicano questa necessità di portare a compimento il disegno di Dio che coincide con quello di Israele. Fattore personale, fattore strategico e fattore religioso messi insieme è un po' difficile immaginare che cosa possa diventare Israele, ma certamente non sarà mai più quello che era il 6 ottobre. Tu scommetteresti €1 sul fatto che un giorno ci sarà un Gaza Resort al posto di Gaza? In genere le scommesse le perdo, ma direi che sia estremamente improbabile, quantomeno nel tempo delle vite dei miei pronipoti. E penso invece che purtroppo questa situazione porterà a una evacuazione nella migliore delle ipotesi, di gran parte della popolazione da Gaza, quella che è rimasta, e poi probabilmente in parte è già in corso anche in Cisgiordania. Non mi stupirei se qualcosa di simile a quello che abbiamo visto a Gaza nel giro di poco tempo possa vedersi in Cisgiordania, dove i coloni, che sono oggi i veri padroni di Israele, perché portando avanti di fatto i confini di Israele stanno sottraendo territori e spazi ai palestinesi, e soprattutto sono intoccabili politicamente, cioè non riesco a immaginare un governo israeliano che per qualche motivo decidesse di fermare l'avanzata dei coloni, essere disposto a fare la guerra civile mandando l'esercito di Israele contro i coloni. Quindi in questo momento è uno dei tanti paradossi. I padroni di Israele, quelli che possono ricattare Netanyahu, che a sua volta può ricattare Trump, sono i coloni. Ecco, ho detto che sarebbe bello avere tempo per parlare di Taiwan, del Sudan, del Pakistan con l'India, della Siria, della Nigeria, del Sahel, della Libia, del Sud America e di tutte le altre questioni che stanno venendo al pettine, che purtroppo sono i terremoti, le scosse che viviamo. È tradizione di questo festival, mi dicono, ed è un'ottima tradizione di vicino e lontano, di aprire il microfono alle domande di chi fra voi avrà degli interrogativi per Lucio Caracciolo, che sarà lieto di rispondere. Quindi non fate comizi, fate domande. Non abbiamo parlato, no, non avete parlato di Prevost, del Papa. Credo che sia un tema che entra nel gioco in questo gioco. Grazie. Volentieri. Vabbè, intanto, tanto per alleggerire un po' l'atmosfera, forse avrete letto della curiosa questione del conto in banca del Papa. Quando è stato eletto Papa, Prevost, che ha il conto in una banca americana, chiama la banca per chiedere di trasferire il conto sullo IOR. Risponde una gentile impiegata che gli fa tutta una specie di interrogatorio in base ai protocolli bancari. Il Papa risponde dicendo che si chiama Robert Prevost e poi alla fine dice: ma scusi, io veramente sarei il Papa, potrebbe gentilmente trasferirmi? E lei dice: no, guardi, i nostri regolamenti non permettono che io possa trasferire, se lei vuole portare via i soldi da qui deve venire qui a prenderseli. Allora il Papa si altera e alla fine insomma poi interviene il capo della banca, il direttore della banca, che ripete la stessa cosa. Insomma, alla fine pare che la questione sia risolta, per dire come sia difficile il mestiere di Papa. Questo Papa, secondo me, è molto più un americano Papa che un Papa americano. Lo abbiamo visto anche nella polemica con Trump, dove si è quasi avuto, almeno io ho avuto questa impressione, che Prevost abbia risposto non tanto e non solo da Papa, ma come capo dell'opposizione americana a Trump. Fra l'altro suggerendo, come se fosse un capo del Partito Democratico, ai cittadini americani di fare pressione testualmente sui congressmen, sui parlamentari democratici, comunque oppositori di Trump, perché la smetta di fare guerre, di parlare di violenza e così via.
Quindi questo Papa, che era stato eletto anche perché considerato il meno americano degli americani, e quello che un po' metteva d'accordo questo cattolicesimo americano, questo alto clero americano diviso fra tradizionalisti che non vedevano l'ora di sbarazzarsi di Francesco e che volevano finalmente un Papa, se non proprio americano, filoamericano. Ecco sì, Prevost è stato eletto con un mandato molto chiaro: riunire la Chiesa, ma a cominciare dalla Chiesa americana, e in questo Trump lo sta aiutando, perché ormai per i vertici cattolici americani è impossibile, se non a rischio di perdere consensi, schierarsi con il presidente contro il Papa. Dall'altra parte riportare nelle casse vaticane quei finanziamenti che la Chiesa americana, che alcune strutture diciamo, cattoliche americane garantivano al Vaticano e che poi si sono esaurite per colpa di Bergoglio, il quale era un papa che diceva, quando dicevano ma lei attacca sempre l'America, lui rispondeva sì, ne sono orgoglioso. Ecco, quindi questo papa parte da queste premesse. Aggiungerei che questo Papa per 8-9 mesi è sembrato estremamente prudente, silente, al limite dell'assenza. Da quando Trump lo ha attaccato ha scoperto una vena intanto di comunicazione pubblica e anche una vena sottilmente polemica e ironica che ci fanno pensare che quei mesi di silenzio siano stati più dei mesi di apprendistato, perché non è che uno diventa Papa dalla mattina alla sera, di conoscenza degli apparati e di un sistema in crisi come quello della Chiesa cattolica, profondamente divisa al suo interno, con sintomi scismatici al suo interno, per poi affermarsi con due elementi centrali: quello della pace, che non è pura predicazione della pace, perché a proposito dell'americano Papa e a proposito della Nato, testualmente Prevost ha detto che la Nato è una cosa buona e che sarebbe bene continuasse. Non ricordo un Papa che avesse fatto le lodi della Nato. Allo stesso tempo, questo Papa ha aperto alla disponibilità del Vaticano a fungere da mediatore, cioè non semplicemente predicare la pace, ma mobilitare la sua diplomazia, il suo prestigio, le sue connessioni per avvicinare i popoli e i paesi in guerra. Quindi questo Papa possiamo dire che grazie a Trump, non solo grazie a Trump, è già storia. Tra l'altro un collega incontrò Bergoglio 4-5 anni fa, fecero un incontro privato e alla fine il Papa andò dal collega e gli disse: pregate per me, il mio un mestiere difficile. Papa che chiede di pregare per lui, e io prego di alzare le mani invece, che di nuovo io non le vedo, però le vedete voi. Il quadro da lei dipinto è abbastanza preoccupante e allora mi sovviene una frase latina attribuita a Cicerone: mala tempora corunt, sed peiora paratur. Grazie. Tradotto, sono tempi brutti, ma se ne prevedono di peggiori, e io sono, ovviamente cerco nei limiti del possibile di capire quello che succede senza fare sconti, ma non credo nell'apocalittismo nel senso peggiore del termine, cioè non semplicemente il ritorno del Messia, ma anche la fine dei tempi. Penso anzi che il discorso apocalittico sia oggi più che mai non solamente nocivo, ma addirittura un fattore che spinge alla rassegnazione. Ora, se c'è qualcosa di cui credo possiamo essere abbastanza convinti, nel bene e nel male, noi siamo ancora padroni del nostro destino, almeno fino a quando i robot non cominceranno a bersagliarci e a spartirsi i beni della terra. Quindi non cederei a questa visione. Quello che può essere dirimente nel rendere i tempi futuri meno peggiori di quanto si possa immaginare è però la premessa della responsabilità. Che cosa vuol dire? Che qui parlo come italiano, a italiani, immagino la maggior parte di voi lo siate, cioè noi veniamo da 80 anni, ancora non ce li ho, ma insomma diciamo veniamo come nazione da 80 anni in cui sostanzialmente non ci siamo presi delle responsabilità, ma non solamente non ci siamo presi delle responsabilità, intendo in termini strategici, politici, economici,
ma ci siamo abituati a non dovercele prendere, perché poi alla fine c'era il famoso vincolo esterno di sicurezza americana, vincolo esterno monetario, ma in buona parte anche fiscale. E quindi tutto questo alla fine induce a una certa apatia e anche però quando le cose vanno male a una certa rassegnazione. Siccome mi capita spesso, e lo faccio con grandissimo piacere, di andare a parlare, a discutere nelle scuole, io vedo che nei giovani c'è la consapevolezza che se stanno a aspettare noi sono fregati e quindi cominciano non solamente a informarsi, e sono molto più colti e informati di quanto si legga sui giornali, ma soprattutto ad assumersi anche delle responsabilità e quindi anche a entrare nella scena pubblica, a fare politica e non semplicemente a farsi, come anche giusto sia, gli affari loro e a godersi la vita. Quindi se questa nuova generazione che fra 10 anni dovrebbe affacciarsi sulla scena delle decisioni continuasse in questa consapevolezza nel fatto che senza assumersi responsabilità siamo messi davvero male, ecco, se questo dovesse continuare io mi sentirei già più tranquillo, almeno per quanto riguarda il mio paese. No, io volevo tornare sulla guerra in Iran, la situazione in Medio Oriente e chiedere a Lucio due parole sulle relazioni fra Turchia e Iran, come in qualche modo si interfacciano le rispettive dottrine strategiche in questa fase, ovviamente. Vabbè, storicamente impero ottomano, imperi persiani sono sempre stati in qualche modo concorrenti, se usiamo un eufemismo. Oggi è interessante vedere che Israele considera la Turchia il nemico, in parte già attuale, ma sicuramente il nemico di domani. E in questo momento negli apparati israeliani si guarda la Turchia come al vero nemico con la N maiuscola più dell'Iran. L'Iran è stato tirato un po' per i capelli, un po' da se stesso e un po' da Israele nella guerra contro Israele. La Turchia, intanto non dimentichiamo che la Turchia era titolare del territorio oggi Israele, ieri Palestina e comunque era territorio turco, territorio ottomano, fino alla Prima Guerra Mondiale, quindi c'è qualche conoscenza, oltre alla santità di Gerusalemme dal punto di vista islamico, a cui Erdogan fa spesso riferimento. Insomma, Israele è nell'immaginario geopolitico turco molto importante, solo che fino a qualche anno fa era un quasi alleato. Quando Israele vedeva negli arabi il nemico principale, andava d'accordo con l'Iran, con la Turchia, con l'Etiopia, cioè con il cerchio esterno dei paesi della sua regione. Oggi la Turchia si sta espandendo in forma imperiale di fatto, perché i turchi sono in Asia centrale, sono nei Balcani, sono in Africa e sono davanti a casa nostra, a Tripoli. Quindi questa potenza turca che ha aspetti paradossali, perché parliamo di un paese di un'ottantina di milioni scarsi di abitanti, fra l'altro anche non esattamente compatto da un punto di vista politico, però è un paese che ha una capacità anche economica, anche industriale, industria militare, i famosi droni turchi e quant'altro, e anche un sistema evidentemente politico-istituzionale abbastanza robusto da costituire oggi una minaccia per Israele. Ancora una volta prendete una carta, guardate dov'è la Turchia. La Turchia oggi è a Damasco, di fatto, anche se indirettamente, perché coloro che hanno preso il potere a Damasco sono in buona parte agenti turchi. Così come la Turchia si ripromette attraverso Hamas di mettere piede a Gaza o anche attraverso Trump. Quindi dal punto di vista israeliano la Turchia è un nemico, dall'altra parte i turchi vedono in Israele addirittura una specie di emulo della Germania nazista, come dice Erdogan, che naturalmente deve concedere qualcosa alla platea musulmana. Quindi occhio a Turchia e Israele, in particolare anche per quanto riguarda Cipro, dove sappiamo la Turchia occupa una parte dell'isola e dove vi sono oltretutto importanti giacimenti di idrocarburi che sono contesi, quindi tutta quell'area, Grecia, Turchia, Levante, Israele, è un'area dove gli attori principali oggi sono Israele e Turchia, più ancora dell'Iran. E nel frattempo la Cina? Punto di domanda.
Nel frattempo la Cina si appresta ad accogliere una visita non trionfale del presidente Trump fra un mesetto o poco più, no, anche meno, tra un paio di settimane, dovrebbe recarsi a Pechino dopo aver rinviato la visita prevista a marzo a causa della guerra in Iran, uno dei motivi per cui sta chiudendo in maniera abbastanza ingloriosa almeno questa fase della guerra all'Iran è che deve presentarsi da Xi Jinping. L'idea, io credo, di fondo cinese e americana è che siano due paesi che resteranno sempre in competizione fra loro, ma che devono trovare una forma di compromesso perché non possono permettersi una guerra diretta l'uno contro l'altro che sarebbe senza vincitori. Ancora una volta, come diceva Marco, le guerre non si vincono, ma in quel caso altro che non vincere. Affrontare l'America alla Cina e la Cina all'America è qualcosa di inimmaginabile se non attraverso un sacrificio reciproco. La Cina è molto abile nel lasciare che gli altri si facciano del male da soli e approfittarne. Nel numero, appunto, questo sullo scisma d'Occidente che esce sabato, c'è un articolo di un analista molto brillante e, come si dice, outspoken, cioè che dice le cose come sono, cinese, il quale gode dello scisma atlantico dicendo, beh, è chiaro che se gli americani si disinteressano, comunque prendono le distanze dall'Europa, noi dove c'è vuoto entriamo noi. Quindi noi dobbiamo fare i conti con una Cina che approfitta della debolezza dell'America per espandere la sua rete in Europa e d'altronde molti europei, molti italiani, ogni volta che mi capita di parlare con degli imprenditori o con degli uomini di finanza italiani, noto che nel giro di pochi mesi il vento è completamente cambiato, mentre fino a qualche tempo fa la Cina non era tabù, ma insomma era un problema, adesso tutti sono convinti, o molti sono convinti, che il problema sia l'America e che la Cina sia l'opportunità, non di domani, di oggi. Va bene, allora, se avete delle domande le trovate sull'Imes in edicola nelle prossime ore, le trovate nei dibattiti del festival che continua fino a domenica. Io credo che sia il caso di fare un grande applauso a Lucio Caracciolo che Grazie a tutti, buonasera. chiederemo un bis. E Lucio ci ha comunicato un senso di urgenza, cioè guardare alla geografia e alla storia con grande attenzione. Ci ha invitato a essere consapevoli e ha invitato tutti quanti noi a essere responsabili. Credo che la responsabilità della collettività parte da ogni singolo di noi. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie Udine, a presto. Grazie Marco, un saluto a tutti, buona serata a tutti, grazie amici. Grazie, auguri. Grazie.